c'è la prima donna, però prima, innanzitutto devo dirvi una cosa, vi abbiamo fatto una domanda, la trovate sulla pagina Facebook di Nancy Coppola. Nancy Coppola è la mia pagina ufficiale. A quanto sei arrivata? A quanti mi piace sei arrivata? A 93.300. Ecco, 93.300, la pagina la riconoscete perché c'è un sacco... Con precisione 93.263. Scusami un attimo Nancy, mettiti quella cuffia perché abbiamo questa cuffia sotto il microfono, così ecco non facciamo fischiare, e soprattutto anche Gino Da Vinci se la deve mettere perché sento i suoi fischi da lontano. Grazie. Allora, dicevo, entrate nella pagina Nancy Coppola e la domanda di questa mattina è, prego cara, dici la domanda. Qual è la più grande pazzia che avete mai fatto per il vostro partner? Ecco, allora, avrete sicuramente fatto una pazzia d'amore, no? Quindi, certo. Allora fateci sapere che cosa avete fatto, se avete scalato palazzi, se avete comprato brillanti, se avete acquistato Ferrari per poi regalarle roba varia. E intanto... Però io poi dopo voglio sapere se poi è valsa la pena. Ah, giusto, se poi è valsa la pena. Certo. Ma come dire, tu quando fai un regalo, sai che è bruttissima quella cosa che per esempio tu fai un regalo bellissimo alla tua compagna, che ne so, le regali un brillante, poi alla fine lo rivuoi indietro, è una cosa... Ma queste sono le cose più brutte. No, che volgarità, no, che volgarità. Il regalo una volta fatto, voglio dire, rimane alla persona, perché in quell'istante ti sei sentito di farlo, no? Ti sei sentito di farlo, poi che fai? Ti fai ridare il brillante indietro, la Ferrari indietro? No, senti, io sono venuto e ho portato 20 centesimi, me lo ridai indietro per piacere? No, come? Quelle portano, questi sono 20 centesimi dall'agenda di Nancy, e io da domani comincerò a lavorare, non mi fermi più, la userò come portafortuna. Adesso giochiamo un po', Io, tu e Gino Da Vinci, che la smette di fare l'amore al telefono. Ma che sto facendo? Con chi chatti? Scusami Nancy, ti volevo chiedere una cosa. Quando hai smesso, a che età hai smesso di fare l'amore al telefono tu? A che età? Ma io? Tu. Io lo faccio ancora, voglio dire. Ma tu sei una giovane principessa, chi stenuiccia? Eccolo là, guardatelo, vedete, sei in televisione. Mi interessa, io sto cercando una canzone perché dopo tu vai a trovare una chi sta in dilupino. Allora, signori, facciamo una cosa, il mondo che sfida Napoli, che non ha paura di nessuno, prego. Meraviglia! Ci siamo svegliati stamattina. Signori, Napoli non ha paura di nessuno. Poco, perché non è che mi ricordo. A me mi piace il blues e tutte le giornate a cantare. Non so canzone me, ma comunque te varanguolo, perché Pinotto è Pinotto. No, ma voglio dire una cosa, i Bee Gees t'hanno stracciata perché superare quel suono. Allora, negli anni '80 voi sicuramente avrete sentito parlare di Mick Hucknall, sicuramente ne ha sentito parlare Serginio, signori, Simply Red, che sono soltanto goliardi, che insomma il mondo che sfida Napoli. Baci, che succede Consuelo? Te ne stai andando? Ah no, non se ne va. Signori da Napoli. Sarà difficile. Rispondono Nancy e Gino Da Vinci. Mi è arrivato stamattina una cartolina, una veduta in Napoli che mi ha mandato mamma mia, svero tutto amore, savere marzellina, come bello Vesuvio in coppa sta cartolina. Napoli ha già scritto per te che sta canzone, e poi ricordi mamma mia, nazzi che agnuta lacrime e passione. E qui fu Napoli, ce li ho soltanto io, che bella, Mussaia. Ma ce ne sono due. Mamma mia, Nancy. Vabbè,
Ecco, che avevo fatto? In base alla grandezza del tacco. Mamma mia, cartolini Napoli, signori, anche Whitney non c'è più, ma avrà apprezzato moltissimo, moltissimo. Molto bene, ma bellissima, devi dire qualcosa Da Vinci, mi ha sconvolto. Ma io ho voluto che lei cantasse e chiudesse questa triadi di canzoni, Mamma perché una mia. voce così che rappresenta la Napoli nel mondo, Mamma insomma, mia. difficile da trovare. C'è Steve Bancariello che vibrava. Ma guarda, è stata tutta all'improvviso, poi sono anche rauca, voglio dire, ieri ho lavorato, Ma quindi... dai Nancy, ma che dici? ma non Tesoro, fa- ma ti prego. Ma non fa Regino Da Vinci che te ne sembra una pezza a mettere. Allora volevo dirvi una cosa, tra poco l'Italia che sfida tutta Napoli, perché Napoli non ha paura di nessuno, però io direi entriamo un po' nel disco della nostra prima donna, Serginio Cursore, il disco di Nancy che si chiama Indelebile. Tra l'altro stamattina sei venuta qua con tutta la famiglia, guarda, mamma mia, per gossip, per ascolto, come farei entrare a mamma, guarda, ti giuro. Sì. Posso dopo? non lo so, se mamma è disponibile. Ecco, se mamma è disponibile dopo la facciamo entrare un attimo, perché allora saluti come sempre Annetta, Giacomo, Sì, un bacione a Chiara, Melodica. tutti, tu ieri sera ti hanno scritto un messaggio, dove stavi in diretta ieri sera? Italia Mia, stavo Tu? Italia Mia. Non te li sei filati manco di struscio. Non è vero, non è vero. Nulle lette, si No, sono come- lamentati. Che Come dice- non l'ho letto? L'ho letto il messaggio, ho fatto anche i saluti. Ecco, bene, salutali bene Annetta. Un bacione guarda. forte per Annetta, ovviamente per Giacomo e Chiara nei Melodica che fanno tanto, voglio dire, per me, mi messaggiano in privato, Ecco. mi messaggiano sul... No, perché loro vivono per te. te Ma lo voglio so, dire. lo so, io ieri ho insomma. fatto un saluto, non so se loro hanno sentito, comunque vi mando un bacio e un grande abbraccio. Allora, sulla pagina Facebook di Nancy vi abbiamo chiesto qual è la pazzia che avete fatto per amore, c'è qualcuno che chiede ma su quale canale siete? Insomma, qua è complicato, mo. Allora, canale 636, il Marzian TV, oppure canale 171, Teleurania, poi ci sono altri due canali, Tele Blu e Tele Blu Napoli, che sono due canali diversi, e da sabato mattina siamo anche su Panorama TV e sul canale 602, cioè Il Mondo è Neomelodico TV. Ah, Se vedo solo tu. Ma perché sto solo in da sta televisione. Allora, Lo vedi solo tu. va bene. Certo, Allora, speriamo. Andiamo, ti prego di andare, sì. andiamo a leggere qualche commento. Allora, Ale Checco Maier Marino dice la pazzia più grande è stata di fuggire con lui. Che meraviglia, questa è bella, vero? Questo è Piace. d'amore, un bel gesto d'amore. Che poi la fuga, insomma, siete tornati a casa poi o non siete più tornati? E questo lo dobbiamo chiedere a loro. Fateci sapere se siete tornati. Susi Barbato risponde, uscire di notte di nascosto di mia mamma. Poi dice Susi da Carinaro, sei stupenda, amore, un bacio Antonella. Che meraviglia, capito? Uscire di notte mentre la mamma dorme. Sì. Come siamo vecchi, Serginio, ti prego. Annalisa Napolano altrettanto dice scappare di notte. Scappare di notte, perché è la prima. Tu sei mai scappata di notte da qualche parte? Sì. State zitta, sta babba là. State zitti. Sta mamma là. Allora, tra poco se la mamma vuole entrare, facciamo entrare a mamma soltanto, Sì. soltanto per dire ciao, ecco, così sale l'audience. Come vuole. E non abbiamo concorrenza, intanto ne approfittiamo, mettiamo, grazie Serginio, sempre dal disco di Nancy. Con i tacchi, adesso c'è lui e bisogna abbassare il microfono. Penso che dovete anche togliere questo perché mi mica. Allora, questo signore che vedete al mio fianco è una delle persone più intelligenti nell'ambito della musica napoletana, ed è per questo che è uno dei più grandi rompicoglioni che la musica napoletana ci abbia mai regalato. Prende in giro quando vale. Cioè, È una... comunque Fa attenzione. lui ha trovato il modo di prenderci in giro, però bella pulitamente, capi qual è il discorso? Io ti adoro, io amo quest'uomo, ecco, che adesso sei Perché venuto... capisco molto. Madonna mia, no, cioè, ma io vedo, voglio dire una cosa, sei venuto con la tua motocicletta meravigliosa? Ti ringrazio. No, dico, rispondimi. se- Ah, sì, no, pensavo che mi stai facendo... Sì, sono venuto con la moto. Allora, adesso facciamo il nostro gioco, intanto Posso sulla dire- pagina, sì, prego. Solo buongiorno e basta. Perché non ho salutato anche per salutare. Buongiorno. Basta, niente più. Allora, sulla è stato accorto quello che dice, allora volevo dire una cosa, sulla pagina di Nancy Coppola, che è la mia prima donna, la vedi? Come faccio? Come fai a non vederla? La Da vedo dove da la vedi? Tu da dove la vedi quando la vedi? Io comincio a guardare le gambe, perché lo so. logicamente per dire arrivo proprio dove stanno le gambe. E poi dopo... poi man mano devo E poi c'è l'orizzonte, Allora, la nostra prima donna, sulla sua pagina Nancy Coppola, dove ci sono 93.000 passa mi piace, vi abbiamo poi chiesto qual è la grande pazzia
che fareste per amore. Il tempo di fare questo giochetto e te faccio altresì. Intanto sfidiamo l'Italia che sfida il... Ecco, dove andavi Serginio? Seguivi l'orizzonte di Nenzi? Allora, l'Italia che sfida Gino Da Vinci e in questo caso Lino Tozzi, grazie. Da del piacere, ma Napoli non ha paura di nessuno, neanche del tango delle capinere. Da Napoli rispondono Gino Da Vinci e Lino Tozzi. La buonasera do alla ragazza amata Che tanto per cambiare mi ha tradito. cosa mi ha fatto questa donna impura E non ha pure tanti saluti a chi me l'ha levata. tutta la brava gente del quartiere Che mi conosce ti può raccontare cosa mi ha fatto questa donna impura che non ha cuore e senza cuore. ma tu se mi vuoi rendere il favore Ma ricordo a casa tu mi devi accompagnare prima che metta mano all'armatura. Ti dico solamente Scusate, cosa avete fatto? Il pezzotto del tango delle capinere? Che cos'era questa canzone? Questa è una grandissima canzone che fu lanciata dal grande Mario Abate e assai più vecchi capinera perché si chiama Brava Gente. Ma che bravo, ce l'ho a casa. no, perché poi anche perché capinera vuol dire che uno che parla male, invece queste sono delle brave persone, anche allora Bravo. sta sempre però mi piace. Ma che sta dicendo? Ma lo Grazie. vedete come? Ma lo vedete come? Vabbè, Ma l'Italia risponde, c'è una vecchia canzone di Iva Zanicchi che poi non è neanche di Iva Zanicchi perché in realtà poi è una traduzione da una canzone internazionale tradotta da Cristiano Malgioglio, credo, non vorrei dire fesserie. Questa però è una versione Giuliano Palma, non solo, perché qui c'è anche il gruppo che si chiama The Blue Beatles, la canzone è Testarda io, ma adesso, o Testardo io in questo caso, ma adesso Gino Da Vinci e Lino Tozzi che non hanno paura di nessuno. Sì. Chi sente e chi può cantare più al mio petramente s'affacciano una papere per tutta sta marina avrò da resina si dice guarda la nave femmina che fa Maruzzella, Maruzzella, te mi sono dato chioma e me mi sembra a me, non dispiace. Sto cuore mi fa sbattere più forte non quando ci resti pure. Prima Marisa si baroce, mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella. Scattiamo un gruppo questa canzone. Lo voglio dire con questo pezzo napoletano perché è conosciuto in tutto il mondo veramente, Sì. poi anche perché poi la canzone napoletana è nata prima di fare. Se tu ascolti bene le canzoni italiane degli anni 60, la maggior parte sono tutte pezzotte delle canzoni degli anni della canzone napoletana degli anni 30. precedenti. Ecco qua. Ma adesso non ti preoccupare, ma adesso ci fermiamo un attimo con la sfida perché ti schiatto in corpo io. Signori, sta per entra piano con un passo felino. Gino Da Vinci ti accompagna.
entra la nostra prima donna che si ferma, Akalet, ti accalà. Allora, chiaramente Lino Tozzi è sulle punte. Ecco, vuoi parlare dal mio così ti sentiamo? Buongiorno Lino Tozzi. Guardateli lì, guarda, ma guardateli lì, guardate. Però posso dire, perché mi sto offendendo, posso dirti no, perché le persone si sono sempre pesate con la qualità e non con l'attizza. Certo. E allora perché accusi? Ma allora perché accusi? Aspetta, voglio cominciare a dirti che il re di Napoli era 1,20 m. Mamma mia. Maradona era 1,25 m. Aspetta, ma te faccio con me, aspetta un attimo. Ecco, mo se levi tac, ecco qua. Wow, è pure chiamata. Sono sembrate, avete presente che sembrate così? No, per farti capire che sono un po' piccolini. Ma sono un pezzo di giovane comunque. Voglio dirvi una cosa, avete presente quelle vecchie bomboniere con i due sposini? Sembravate quelle. Sì. Quelle lì, però di plastica. Bene, allora signori, Non so, c'è una caricatura una parte ironica. la nostra prima donna sulla sua pagina vi abbiamo chiesto qual è la più grande pazzia d'amore che avete fatto. Nancy, parla da quel microfono, da questo, vire tu a Roma parla. Allora noi abbiamo chiesto ad Ale Checco Marino se poi quando sono scappati di casa, se poi sono ritornati. Certo. Scusa Nancy, Cino deve andare in bagno, Posso andare in bagno per sta alzando il dito già da 3 ore. Che vuoi dire? Che c'è? Che vuoi dire? No, volevo salutare il nostro grande amico e collega, ma soprattutto fratello amico Enzo Caradonna, con un grande bacio. Un grande bacio da parte nostra, ovviamente anche la moglie. E in un momento di grande pathos della trasmissione tu hai salutato Enzo Caradonna. Ma questo è il pathos che io non conosco, però insomma, casomai mi presenta. Senti, Serginio, stuto microfono. Stuto, mo li ha stutato. Veramente ha parlato bene. Prego, la nostra prima donna sta parlando e tu saluta Enzo Caradonna. Non ti metti più. Ale Marino dice sì, siamo ritornati e si è fatto ritornati. un bel pezzo di risata. Certo. Veronica Panico dice scappare di casa con lui e non tornare più. Sì. Sei grande Nancy. Scappare di casa con lui e non tornare più. Sì. La domanda è qual è la più grande pazzia che avete fatto con il vostro partner, per il vostro partner. E quindi stanno rispondendo. Io la più grande pazzia è quella là di avermi fatto pagare una tratta della moto. È perché mi trovo un po' in difficoltà. Bellissime queste, vabbè, che c'entra? Questa non è una pazzia, magari è un aiuto da parte della donna. No, era proprio una pazzia perché non c'è. Vabbè, ma non ma tutti ce li dà da rete questi soldi? No, è stata una pazzia perché lei non voleva. E si va diventando proprio pazzi che non me lo so. Cioè, per questo senti Lino, ma una domanda spontanea, ma tu te la dovevi comprare per forza? Cioè era necessario che tu ti comprassi sta moto? Sì, è come se fosse una creatura, pietanzini. Sì, ma la più grande pazzia non è chiedere in prestito questi soldi, la più grande pazzia è cancellare più. Sì, ma in realtà nella testa di Lino Tozzi la più grande pazzia è ridarglieli, quello è la questo verità. Volevo certo. dire. Allora, vabbè. sì. A me mi piace come parlo. Ti piace? Non ce la faccio più, Una bella chiacchiera. Prego, andiamo avanti. Carmine e Pina dicono litigare con i miei, ma ti dico che non è valsa per niente la pena. Certo. La cosa migliore è quando uno si rende conto. Non l'ha capito, perché lo vedi distratto. No, si guarda a Pedro perché c'è un momento per trasire. Non da permettere sbagliavo tempo a Cira, andiamo avanti. E continuate a messaggiare sulla mia pagina ufficiale Nancy Coppola, dove ci sono 93.263 mi piace. Ecco, 93.000, lei è la nostra prima donna. Qual è la grande pazzia che avete fatto per amore? Tu Gino, qual è la grande pazzia che hai fatto per amore? Io me ne stare a casa. Ma tutto che stai sui pazzi, cioè ci andiamo tutti quanti a casa? Io no, fece proprio una grande pazzia. Che facesti tu? E non mi porta niente a preso, capito? Se non è da votare ci si tornava. Veramente salì sulla, ma poi quando scherzami, salì sulla macchina come che tu film, che vidi il film 2 o 3 giorni prima, che quello salì sulla macchina, che pioveva, ti amo. Non so di che film stai parlando, sì. Come si chiama? Pretty Woman. Sì, Pretty Woman. Pretty Woman. Oh, bellissimo, e per chi l'hai fatto? E perché l'hai fatta, Lino? Scusa. E lo vogliamo sapere molto. No, siccome siamo giù sul palazzo, c'è una moglie la calma la chiave, e sta giù a macchina. No. Non paga la chiave, perché Dice che bassino, non ce la faceva, allora... No, vedete, deve morire Gino. Non si passa mai, già morire Allora, scusate un attimo, torniamo indietro nel tempo. Lino Cozzi, sì, con la C. Allora, Lino Cozzi era un grande cantante, no? No, scusa, non è un grande. I grandi sono sempre grandi. I grandi sono sempre grandi. No, a voi, questo lo posso dire, perché logicamente tu parli nel senso perché tu sei molto intelligente, tu sei molto più intelligente di noi. Ma quando mai, Lino? Ma che stai a dire? Sei molto più intelligente. Ma non ce lo dice il perché lui rispone.
Perché lui lo espone. Lo vedi? Perché la mia prima donna? Lo vedi? Non è vero che lui è più intelligente. Che vuoi dire? Scusa, perché? Sai perché i grandi rimangono sempre là? Perché devi diventare grande. Questo poi è un po' filosofo, penso che te l'avesse scritto. Allora, c'è il desiderio, no, io ho capito benissimo, c'è il desiderio di restare piccoli perché c'è sempre quella speranza che uno possa diventare grande. Ma si vecchi lì no. No, ma mo sì, io adesso ho 50 anni felicemente per dire. Sì. Ti porta alla grande. Grazie, aiuto, sempre sei stato sempre. Insomma, lui è stato un grande cantante. Un'ammirazione per Gino. Sì, ma proprio è odiata a me così. No, quando era un grande cantante, è stato anche un sex symbol in tempi. che se ne dice? Che cosa più importante ma non erano i miei tempi. Era un nome ragazzetta. Certo, ecco, è stato un sex symbol in tempi non sospetti e quindi poi questi tempi sono passati, Serginio. Adesso sono affascinanti. E quindi è dirsi ciao al sex symbol, e dirsi cantare. Però dillo che mo sono affascinato un po'. È affascinante. Grazie, grazie. Adesso è affascinante. Vabbè, tu come uomo come lo vedi? Affascinante. Come tua amica basta, ma perché? Mentre già penso che vantà quando lui tua famiglia davanti per sapere se non vado amore insieme a me dillo sì alle capita di verde non sono chi e poi sbattendo Ciao, a parte gli scherzi, insomma, questo è un grande successo di Lino Tozzi, questo è l'appuntamento con il mondo e neomelodico, ma adesso vedrete tutti insieme una cosa che non avete visto mai, la regia, voglio dire una cosa. Io scherzo che non erano i miei tempi, che comunque io l'ho chiamato vecchiotto, ma non è vero. No, vabbè, ma comunque è la verità. No, aspetta, io voglio dire una cosa importante, che tu devi sapere che io per questo vecchiotto ho scritto 2 canzoni. Oh Madonna, aspetta, voglio sapere che fanno parte di qualche disco precedente, un paio di dischi fa. Sì, 2 o 3 dischi fa. 2 o 3 dischi fa, delle canzoni bellissime, che tra cui una è molto seguita, ascoltata su varie radio che ho ascoltato, e si chiama Si per me. Sì, per me una storia vera. Tu ti ricorda? Tu ti ricorda, Nancy? Come faceva? Un momento, Nancy. Sì, per me l'amore vero, che mi ha fatto ricco cuore, insieme a te nostra emozione, stringi un piede a me. Sì, per me è più bella cosa, insieme a te vestito da sposa, e mi immagini in da chiesa, sì, perché da già sposa. Sì, per me l'amore vero, ma scaffa ogni mattina, non suona sta realtà. Sì, per me una fonte bene, accompagno con pensiero e corre sempre, dove stai tu sempre di più. Beh, insomma, è un classico pezzo alla Nancy, devo dire la verità, però molto bello, molto melodico. Poi c'era anche l'altro, però.
Ospizi una serata. Molto bene, ma adesso la regia si divertirà, perché io faccio partire un pezzo e voglio... Scusa, ma mi posso togliere il giubbotto? Tanto lo tengo, fallo in diretta, ma fa cavoli, fallo in diretta per noi, intanto io dico... Aspetta. Gino, mo ci vuoi tu? No. Sta facendo una cosa importante. Sta facendo l'amore, sta facendo l'amore per telefono, scusatelo, lui mentre lavoriamo fa l'amore, scusatelo. E allora... ma che vedo male, tu cerchi alla cucina? Sotto al piano, cosa cerchi? E sto per mettere leve tuo Perché non mi pensiero. fai tutto il piano in coppia e coscia. Ecco, adesso, mentre siamo in onda. Che sono, capito? Mentre siamo in onda, chiaramente. E allora volevo dirvi una cosa, adesso io metto leve tuo pensiero, loro balleranno alla grande, voglio un'atmosfera da Capodanno, per cui regia voglio riprise a raffica velocissime. Io non so ballare la salsa. A me non me ne importa proprio. Signori, Serginio, grazie. Ecco qua, allora, insomma, ottimi ballerini, direi. Mamma mia, c'è il bimbo che chiama mamma, che urla, adesso salutiamo Nancy, così la facciamo andare dal figlio. Posso dire una cosa, non mi ho voluto proprio aprire al 100% per non mettermi in difficoltà. No, infatti, hai fatto bene perché già mi sento male, capito? Ecco, quel 20-30 in più, quel 20-30 che ho... Sì, apposta. Allora, 30 che ho potuto dare. Scusateci, qua si fa quello che si può. E allora, noi salutiamo Nancy che torna la settimana prossima. Sì, ecco, 2 volte alla settimana, sta settimana non c'è stata perché tra poco vedrete il video di Non c'è rispetto realizzato con Nilo Sciarrone. Giusto. Che ti sei inventata, mo? Dove vai? A Rotamisa, Nilo? Dammi un'anteprima, Ti dico solo che è un cortometraggio. È solo un cortometraggio che dura 6-7 minuti. E diciamo che è bello, è tipo è un film. Hai visto che gusto si portano, no? Salutiamo Nancy, la nostra prima donna. Grazie che torna a voi, buona giornata. la settimana prossima. Recuperiamo un tuo telefono che torna la settimana prossima. Allora, prima avete visto... Ciao Nancy, un bacio. Avete Saluti visto... a papà e a mamma. Ciao Angelo, un bacione. Uè, Lino, e stammi in diretta. Scusa. E che stai facendo? Allora... Ma che sta facendo? Ma chi sono caro? Allora, volevo dire una cosa. Prima avete visto per un attimo, scusatemi un attimo, siamo in onda, grazie. Avete visto Enzo Caradonna per un attimo. È quello. Allora qualcuno si sarà chiesto, ma com'è? Enzo Caradonna non è in onda da altre parti e su altri canali? Sì, no. Fortunatamente l'altra parte non si fa più. Aspetta, Lino, un attimo, no. Che stai dicendo? Ma chi stai pazza? Scusa, allora, devo dire che chi stai pazza? Allora, tra poco Enzo Caradonna annuncerà... Scusi, non ho capito, io sono responsabile di quello che dico, quella è mia responsabilità. E fate chiagnero creatura. Non male, mica per dire. Hai visto che fate chiagnero creatura? È perché quello lo voleva vedere. Allora, tra poco Enzo Caradonna in diretta tra un giochetto e l'altro annuncerà in esclusiva, dico soltanto per questo, come Barbarella D'Urso, anzi se si potesse scrivere in esclusiva. Ah, ma perché davvero non si fa più? Sì, va bene, allora va bene. Allora facciamo una cosa, senti, suoniamo proprio un fatto diverso, una roba fuori di testa. Serginio, alza il cuscino. Io grande sogno è fare un'intervista seria a Lino Tozzi, ma insomma con le persone molto intelligenti, no? Lo sapete che le persone molto intelligenti sono un po' come i capitoni, ecco, ti sfuggono dalle mani, no? Perché hanno sempre... E allora, la faremo mai io e te questa grande intervista seria? Io la voglio fare, però devo essere anche padrone di dire quello che voglio e pensarla come la voglio. Senza farmi mettere parole in bocca, allora lo voglio fare e posso parlare anche seriamente. Ma perché stai dicendo che perché voglio dirti una cosa, se tu leggi una bella statistica, che le persone, quelle là intelligenti sono quelle là autoironiche, sono le persone più intelligenti del mondo. Beh, certo che sono... Questo non è che ti sto dicendo una bugia, quella è la verità. Quella è la verità questa. Hai detto una cosa saggia, tra l'altro, chi sa prendersi in giro, tra l'altro affronta anche la vita con una maggiore leggerezza, certo. Che secondo me è poi partire da se stessi, guardarsi con un'autoironia è una roba meravigliosa, no? Ti fa vedere gli altri morbidi. Ma no, perché tu prendi la vita così come viene, tanto se deve cambiare qualcosa cambia, se non deve cambiare, è come se uno tiene un problema, se tu tieni un problema è inutile pensarci se non puoi risolvere, tanto ormai il problema ti rimane sempre. Certo. Allora tu con tutto ciò che c'è il problema cerchi di vivere in un certo modo con una certa serenità, anche avendo un problema. Senti, pensando ad una figura geometrica, ma tu sei più un cerchio, più un quadrato o più un rettangolo? Un cerchio, un quadrato, un più rettangolo. Come ti vedi tu allo specchio? Immagina una figura geometrica, intanto c'è Nancy che litiga con il figlio fuori il vetro e si sente proprio tutto. Sei un cerchio, un quadrato, un rettangolo? Ma forse adesso un quadrato. Un quadrato. Adesso.
Sei un quadrato. Prima, quando si è più giovani, si è un cerchio, perché si cerca di andare sempre sulla stessa strada, il cerchio, poi alla fine, quando comincia a diventare, ad avere comunque io ho 50 anni veramente, essendo un quadrato, diciamo che ho fatto un po', dai 0 ai 15 anni, dai 15 ai 30 anni, adesso sto rindo triangolo, devo fare, almeno mi auguro di fare l'altro lato, l'altro triangolo mi fa per dire da 60 a 80 anni. Ho capito, che è un po' come costruire una casa, no? Sì, adesso siamo a 3/4 dell'abitazione, che poi la casa vera ce l'abbiamo dentro noi, è l'anima, se stiamo bene con noi stessi, stiamo bene con il mondo. Tu la devi smettere, perché no, non ti preoccupare. No, la devi smettere perché poi mi abituo a queste interviste. Se tu vuoi te le posso anche scrivere tutte queste cose, però se tu vuoi, però voglio dire una cosa, la devi smettere perché poi mi abituo ad interviste tanto belle e a risposte tanto intelligenti e poi sentirei fortemente la tua mancanza, quindi ti pregherei di darmi una notizia, una risposta stupida, va bene? Dimmi, allora, qual è il cantante più bravo di Napoli? Dammi una risposta stupida. Lino Tozzi. Bene. E a proposito di Lino Tozzi, tra poco suono anche i dischi lancio, prima si scherzava con Michael Bublé, ma lui le ha cantate le cose movimentate, Serginho. Certo. E mica se potevi sparagnare, no? Amore, amore. Amore. Questa è quella là dell'anno scorso, è recente, perché a parte di un CD intitolato Due cuori all'anima. Hai visto che sono i dischi tuoi? Aspetta, che la faccio ripartire così puoi dire tutto, prego. Voglio dire, posso dire che c'è una trasmissione martedì sera su un'altra emittente, c'è problema oppure non lo posso dire? No, allora, martedì sera alle ore 22:50 sto su Italia Mia, sarebbe l'11 sera, napoletana mia, ogni martedì, e lo sponsor ufficiale è l'Arde Davidson. Molto bene, signori, alza il cursore Serginho. Qui si sente la mano di Mattone, si sente moltissimo. Allora, chi ha avuto, Napoli versus Napoli, e da Napoli rispondono Gino Da Vinci e Lino Tozzi. Si fa quel che si può, prego. Questo è mondiale, Ettore, scusami, però è una canzone proprio mondiale. Ci sono tanti film dove in cui c'è anche questa canzone. Tarantella facendo i secondi non vale più niente per come o perché. Quando non c'è stanno i dramma, la carrozza è sempre pronta, Natale manca la stagione. Taccione non cresce già le mie età vesti più carello, con una rosa in de capello, sai che mi un po' latte. Tarantella facendo i secondi non vale più niente per come o perché. C'è solo che c'è rimasto mare, una nina ancora una canzone per cantare, che ha avuto, che ha da, scordami ci ho passato, si me la paesa. Insomma, e che dire, qua non devo essere io a dare il giudizio, queste sfide sono goliardiche, sono giocose, De Crescenzo versus Lino Tozzi e Gino Da Vinci. Adesso restiamo in Campania. Posso prego. dire una cosa, logicamente se tutto questo possibile, anche grazie a Gino Da Vinci, che quando riguarda il suo bagagliaio artistico, tiene proprio un uovo nei roba in quella e allora logicamente si ha la possibilità di cantare tutto, anche non avendo provato niente. Allora, tra pochissimo in onda Enzo Caradonna con tantissimi scoop, in esclusiva Enzo Caradonna, però adesso torniamo alla sfida. Scusa, voglio dire una cosa, scusa Metto, ma veramente di là non si fa più la trasmissione? Allora, restiamo in Campania. Però andiamo a Salerno, perché avrei pensato a Neffa, visto che lui prima mi ha citato... Ma Neffa sti cose! Allora, visto che lui... Mi dispiace assai. Visto che lui prima ha citato i film, allora la colonna sonora scritta da Neffa un po' di tempo fa per un film, e questa canzone c'ha dentro veramente tantissima Napoli, secondo me, alza il cursore. Insomma, la colonna, questa è una canzone bellissima secondo me. No, ci difenderemo con una colonnetta. Ti faccio anche lo stesso ritmo perché le nostre canzoni commissioni sono con qualsiasi ritmica. Sì, allora, la sfida versus Neffa, ti faccio lo stesso ritmo. Sì. Giuro che tu non sei più niente, che soffri inutilmente, come te lasci più. Si mi rogna un momento, hai ferme non sei tu. Passione eterna mia, che vostra gelosia, che tutte
non mi faccia vedere. Tu mi chiami Valene, quando giù mi vuoi bene, io mi attacco su bene e non trovo giù a me. Passione, 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 Ma perché devo perdere così? Cioè, perché devo perdere in una maniera talmente imbarazzante? Ma ci sono canzoni napoletane che veramente hanno fatto la storia, perché qua diciamo che ormai siamo arrivati al momento che si è cominciato a fare un euro, uno fasce tutte cose, ma noi abbiamo canzoni napoletane che veramente sono storie, cioè fanno parte proprio del nostro patrimonio, in qualsiasi parte del mondo che vai si conoscono queste canzoni. Allora, adesso devo ricorrere... ma non mi dici niente, non lo sai, adesso sto accusando perché io metto in onda della roba bellissima, delle canzoni bellissime e voi cacchi. Ma bellissima per te che la conosci tu e ci fa piacere perché vuol dire che tu la sai, mentre noi cantiamo le canzoni che conoscono, allora è molto differente. Allora, adesso devo ricorrere a Totò, e devo chiedere ad Angela Luce di aiutarmi, che qualche tempo fa Angela Luce ha inciso un disco dedicato alle canzoni di Totò. Serginio, alza il cursore, grazie. Quando sto vicino a te, Filomè, io divento asmatico. Mi tuo cuore sai che fa, sto ballà, ogni botta fa tata. Se pranziamo testa a te, in bocca a me, questo è sistematico. Non capisco niente più, vedo giallo e dico è blu. Ti domando come fu, tu rispondi su per giù. Tu sei bella, troppo bella, quel che c'hai io non lo so. Vieni a capo che è una palla, vieni a squessere Totò. A baciarti ho fatto il callo e non mangio da quel dì. Una pelle mozzarella, sto un caffino il lunedì. Filomè, sono un uomo e non sono una rocchia. Filomè, se ti guardo per collo esco un occhio. Filomè, se sconocchia per collo esco un occhio soltanto per te. Oh, e mo facita ma sentì, cioè, qui c'è una doppia Napoli dentro, c'è Totò e c'è la grandissima Angela Luce, questa è una versione recente. Alziamo le mani. Una canzone bellissima che si chiama Filomè. Allora, come rispondete? Noi risponderemo sempre con una canzone di questo grande autore. Sì. Per ogni uomo tre mugliere, stava scritto in due giornali, una legge speciale ma c'erano e sai perché l'uomo non so poco, mentre la donna è in abbondanza, non voglio fare avanti una vittoria amore. Carmen, tu solo non mi basta, ma ce la notte te. Carmen, io sono che buona pasta, va contenta a tutte te. Apposta, ma tu che sto a sapere, Carmen, io tengo la capa tosto come te, io tengo la capa tosto come te. Bene, qui avete giocato sullo stesso campo, insomma ce l'avete fatta per un pelo, ma buttate una bella bomba. Allora adesso signori, Lino resta qui, oggi chiudiamo un po' più tardi, adesso mettiamo un disco lancio, cioè io suono Alex Moschetto con Amo e poi dopo Alex Moschetto entra in esclusiva Enzo Caradonna, non te lo vuoi cuffia. Ci ha fatto pure care, ma forse sta amore a terra ci ha fatta alzare, ci ha fatta alzare.
Perfetto, uno dei nostri dischi lancio a Moi, adesso ecco qui che siamo in video e in esclusiva come Barbarella D'Urso. Ecco qua. Diamo il tempo alla regia di scrivere Enzo Caradonna in esclusiva, sì, grazie. In esclusiva ragazzi. È in esclusiva. Allora, c'è Enzo Caradonna. Non si fa più, la trasmissione ma non si fa più. Si stonga qua, scusa. Non si fa più. Mi dispiace assessa. Mi dispiace. No. Allora, appunto, quella che avete ascoltato. Non sparare sulla Croce Rossa. Quella che avete ascoltato era la voce del popolo che si sta chiedendo ma come mai? Perché insomma quei 10, 15, 20 si erano abituati a quell'appuntamento con Caradonna. No, ma ne esageriamo. Ecco, Enzo Caradonna. Erano 12 precisamente, con tutto il cane mio, perché erano 12 Cocan, ecco, e adesso quei 12 Cocan stanno guardandoti qui accanto a me. Sì, allora, vogliamo innanzitutto dire che Enzo Caradonna, credo che musicalmente parlando, no? Voglio parlare prima del cantante perché ci tengo a fare questo. Faccio musica. Ecco, Caradonna fa musica, attenzione, non canto. Canta, fa delle cose. Ecco, ed diventa una produzione di... dillo tu, ti prego. Allora niente, ho firmato un contratto di 10 anni. Mamma mia. Perché mi devono sopportare per 10 anni, l'ho fatto apposta perché devono... Sì, ma 10 più 10, dillo perché è importante. 10 più 10, come a casa, come quando uno va a affittare villa, cosa a casa. Sì. Con la CEC Record di Consuelo Cremato e Sergio Donati, e io sono contento di aver avuto questa opportunità perché mi fanno vivere in libertà, l'ho capito in 24 ore, capisci? Allora, certo. Cioè, non mi danno limiti, giustamente rispettando quello che si deve rispettare e ho la libertà di dire e di fare, sempre senza struppiare la gente, insomma, certo. In quello che dice e in quello che fai. E ho l'opportunità di avere a che fare con un grande autore, una bella mente, che è Sergio Donati, poi con un gruppo artistico che loro hanno già a disposizione, dove primeggia la primula bella viola, non rossa, perché russo no, viola, la primula viola, che sarebbe il grande maestro Gino Da Vinci. Mamma mia. Primeggia nei collaboratori perché è uno dei grandi. Poi ho scoperto Alessandro Turco, che è bravissimo. Pensavo cantasse solo, invece fu tecnico, canta, fa gli arrangiamenti, suona, zomba, balla, scrive, fa i video. Cioè, mi permetti... fa qualcosa più a quello che faccio, allora mi permetti di lanciare... È un mostro stu aglione. Aspetta, mi permetti di lanciare un messaggio sociale, perché Alessandro Turco è un ragazzo giovanissimo di 21 anni, credo al massimo, e si dice sempre che i ragazzi giovani non vogliono fare niente, fanno quella brutta parola che non voglio dire in diretta perché mi fa schifo, e invece Alessandro lavora quasi 24 ore al giorno, 24H, come si dice, insomma, ed è un ragazzo pieno di talento, ma pieno di talento. Lo sai, tu hai detto una cosa che io ho pensato ieri, ha detto, ma che innamorata. Sì, non ce l'ha. Quando sapeva stu agiù? Non ce l'ha. Ieri, io ti giuro su Dio, perché ieri lo vedevo, a mattina staccato. Di notte. Di notte, gioca. Di notte. Di notte. Allora, poi aspetta, ma io devo dire anche che praticamente la patronna di tutto questo della CEC Consuelo Cremato, la patronna, la tigre della magnesia. Non della Malesia, perché fa venire loro un cuore per la gente, capito no? Che bello Caradonna, la tigre della magnesia. Ma mi capisce Caradonna? Allora, e questo è dal punto di vista musicale, chiaramente, quello che riguarda Caradonna cantante, che è la cosa in assoluto più importante, perché Napoli ha bisogno di artisti. Infatti poi, stasera all'8:30 al Cigno, sto a cantare. Posso dire, non ho capito, ma perché tutto questo, cioè di là non si fa più? No, perché nasce per capire. No, di là si sono organizzati in un altro modo. Allora, di là si sono organizzati, perché poi adesso affrontiamo un attimo velocemente il discorso televisivo, perché insomma, in bocca al lupo alla concorrenza, che ha tutto il mio appoggio. Io sono un uomo ironico, mi avete conosciuto per 1 anno e 2 mesi, se non avete capito la mia ironia non avete capito una Glielo appoggio anch'io. Ecco, appoggiamolo da qualche parte, noi da soli ce lo appoggiamo. Possiamo appoggiare anche Egino. Ma volete l'uomo sta voce che è una roba. Allora, televisione
televisivamente invece Enzo Caradonna entra a far parte del mondo di Marzian TV e non solo, perché noi da sabato mattina abbiamo anche altri canali, per cui Mondo TV, canale 687, questo da sabato mattina, sempre da sabato mattina il Mondo Neomelodico TV. No, chi stai Rumi, aspetta, vai, chi stai trasmettendo in questo canale? E infatti ci ritorni adesso sul canale 602, quindi da lunedì sarai anche sul canale 602. Ma come promozionano un canale un mese? Infatti adesso vedi tutto torna, il cerchio si chiude, o come diceva Lino Tozzi, visto che hai superato i 50 anni, il quadrato si chiude. Allora, Serginio, che stai dicendo, Serginio? No, l'abbiamo preso perché era un canale dove tu promozionavi cantanti, canzoni, la tua immagine. E non ti mettere pure tu, Serginio, state zitto, fa un fondo. Bene, Sergio Donai, ma di là non si, cioè, in che si dovesse capire, perché vedo che ogni volta dice, ma di là si fa o non si fa? Ma io non sapevo, cioè, sicuramente si farà, no, ma non si fa, si sta facendo, no, ma noi vicino a un po'. Per sapere da che ora devo spegnere la TV, da che ora a che ora. Cioè, mannaggia la miseria. Allora, scusate un attimo, allora, Mondo TV 687, come si chiama? Il Mondo Neomelodico TV 602, Teleurania 171, Marzian TV 636, Teleblu Napoli 816. Voi da lunedì credo. Teleblu ma già visto, proprio bello. Da quando Enzo tutto questo succede? Attenzione, noi ci stiamo inventando un format. Sì. Per mettere a disposizione mia e anche di tutti gli artisti che ne vorranno far parte, sì, un programma che sia bello, simpatico, pimpante e dove c'è massima libertà di opinioni senza toccare la suscettibilità di nessuno. Sì. Però noi diremo sfegatamente quello che vogliamo. E passeranno video, ospiti, capito? È una sorta di miscuglio di tutto quello che si fa, artisticamente, canoramente e anche politicamente, perché ci schiereremo. Ah, ci schiereremo? Sì. Schiererai? No, io mi schiererò, nel senso ci schiereremo. Io sono già più che schierato. Infatti, io mi schiererò. Sì. Allora, dicetto un film importante di Giuseppe Tornatore. Sì. A me. Chi mi dà il pane mi viene padre. Chi mi fa morire fame, il la giacire. Senti, Caradonna, dal pubblico c'è una domanda. Dati che sono un ragazzo, ci vuole pochi tempo per capire, no? Maccheronicamente cosa hai voluto dire? A pasta coppi a carne coppi maccaruna sotto aiuta a fornire. Maccheronicamente. Ma è vero che il popolo aveva una domanda per Caradonna? Il popolo? Perché di là ci stanno arrivando anche molte telefonate. E cioè qual è la domanda? Vogliono sapere se ma si fa oppure allora logicamente io non lo so, loro ci sono le telefonate che vogliono sapere. Ma tu dovevi venire ospite e mi hai rifiutato di venire. Vabbè, io devo rifiutare per cose mie perché perché io fortunatamente faccio quello che mi piace, se mi piace fare una cosa faccio, se mi piace fare una però cosa. Me la sono legata al dito, Ma questo ma non sai se è buono che te le legate, quando uno fa le centro le legate, io dico ogni tanto mi pensi va. Tu pensi te io? Sì, ma a me si fa o non si fa? Si fa anche bene, sì. Oggi è una in onda e non so giù. Allora, si fa. Allora, Caradonna, hai detto tutto, credo. Vabbè, tanto adesso tornerai spesso, insomma, di mattina, perché tanto io ti ho in esclusiva come Barbarella. Ma tieni solo tu. Te tengo solo io. Guarda, e mi hai dato l'assist per una tua canzone, Serginio Alza, grazie. Bellissima questa. I tengo sulla te. Bella, veramente bella. Ma sto buona che i tengo sulla te o? No, stai ottimamente. Ma stai proprio grazie a Caradonna che vedrete tra poco sui nostri canali. Quale non esiste, non può esistere. Nada voto stesso amore, più è un brivido. Che lui non assai lontano, t'attaccaste forte a me. Che la chiesa piccerella e tu giurasti voglia a te. Io tengo solo a te, per me tu sia ragione. Io tengo solo a te, pure quando respiro, per me sei solo tu. Ti sento sotto le mani. A cielo ti mi ha fatto un regalo, ma da te casina vita sale. Io tengo solo a te, è bello che sta amore, io che
parole tue, ritorno in una creatura, un po' di fantasia, e con un grande cuore fai luce tutte me. In da gioia e un rumore, un miracolo, ma ne rinde mano meglio, voglio vivere, chi non mi farà porta, quanti cose sarà da me, sono felice tutte sere, perché torno a te. Io tengo solo a te, per me tu sia ragione, io tengo solo a te, pure quando respiro, per me sei solo tu sento sotto le mani, a cielo di mi ha fatto un regalo, ma da te che sei una vita sana, io tengo solo a te, è bello che sta amore, io che parole tue, ritorno in una creatura, un po' di fantasia, e con un grande cuore fai luce tutte me. Mi tengo su a te, do parole, rindo in mano di pensiero, sempre soltanto a te, camerai pari, camerai gioia di vivere. Che bella questa canzone. Allora, io tengo sulla te, Enzo Caradonna, che tra pochissimo vedrete su tutti i nostri canali, ne approfitto per ricordarveli perché da sabato mattina si aggiungono anche 2 canali nuovi, Mondo TV, canale 687, e il Mondo Neomelodico TV, canale 602, Teleurania, canale 171, Marzian TV 636, Teleblu Napoli 816. Grazie a tutti gli editori, grazie a Nicola Turco, senza il quale si potrebbe veramente molto poco. Adesso un po' di dischi lancio, io suonerei questa se fosse possibile, visto che prima si parlava di Alessandro Turco, pieno, strapieno di talento, e non lo dico perché fa parte della CC Records, ma perché merita tutto il bene possibile, si chiama Nunez Geloso. Ma ve ne sarete accorti. Allora, sono tornati Lino Tozzi e Gino Da Vinci perché siamo quasi in chiusura e devo informarvi che Lino Tozzi entra a far parte del cast. Grazie. Aspettate che c'ha il microfono in faccia, con mio grande piacere, sarà con noi ogni lunedì, e la Madonna ve lo rende. Ecco, da mezzogiorno all'una. Grazie. Io sono innamorato di Lino Tozzi. Dell'intelligenza di Lino Tozzi, però non lo dire se no, perché, mi vuoi prendere... perché se devo parlare della fisicità, io sono innamorato della fisicità di Fabrizio Ferri, ma della tua intelligenza, insomma... Vabbè, perché non mi hai visto nudo, perché allora logicamente puoi dire quello che vuoi, perché se mi avessi visto nudo avresti cominciato a fare delle differenze comunque. E c'è una grossa differenza. Chiara, scusa, vuoi vedere, sto parlando con Chiara Neomelodica, vuoi vedere se trovi una foto in costume di Fabrizio Ferri e una in costume di Lino Tozzi, le metti vicino? C'è. Allora, le metti vicino e sulla pagina Gossip Neomelodici devi scrivere sotto, trova la differenza. No, la verità c'ho una foto che sto addosso nudo. E allora ti pregherei, Chiara, già sai, guarda, da una parte metti Fabrizio Ferri. Non so quanti commenti che ho avuto. E dall'altra Lino Tozzi e sotto ci scrivi trova la differenza. Ma adesso Lino entra a far parte del cast, sarà con noi ogni lunedì. Uno dei commenti belli è che domani ci ho visto, non ne ho parete. Molto bene, allora adesso in chiusura Gino Da Vinci e in qualche modo anche Lino Tozzi secondo me hanno delle cose in comune con Franco Califano. A me mi è sempre piaciuto. Lo so, ma io non dico mai le cose a caso. Allora, e poi insomma Franco Califano era un uomo libero, meraviglioso, ma soprattutto era un poeta, non era un autore. Allora io volevo, e poi rispondete voi, farvi riascoltare una vecchia canzone di Franco Califano che non a caso si chiama La mia libertà. Di Franco Califano probabilmente non è nota come tutto il resto è noia, ma io la trovo bellissima, e poi ci sono un sacco di frasi che si possono postare su Facebook del tipo una donna, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Sì, è una cosa giusta, perché io anch'io penso questo, che logicamente
iniziando da mia mamma, ha finito qualcuno si può, allora iniziando da mia mamma. Io penso che la donna al momento giusto, il periodo giusto, non ci sa per dire la ragazza va male oppure la ragazza che tradisce. Se una ragazza sta bene con un uomo non pensa neppure minimamente di tradire. Però se non sta bene con un uomo, prima o dopo, penso che la stessa cosa sia anche per l'uomo. È un filosofo, questo non è un cantante. Allora, questa non è, aspetta Gino, aspetta fammi dire questo, questa non è una sfida con Franco Califano perché... questo qua te lo devi fare crescere. Sì, e perché va già a fare questo fatto? È bello. Volgarità. È bello. No, ogni tanto metti... scusate un attimo. No, perché io sembro il vigile urbano con Gino Da Vinci. Allora, dicevo, non è una sfida contro Franco Califano perché Gino Da Vinci e Lino Tozzi manco lo sanno, ma hanno dentro tante cose di Franco Califano. Allora, in ogni caso, non è una sfida, ma è un omaggio che loro fanno a Franco Califano. Prego, grazie. E primavera l'aria si fa luce, quando ogni cosa in dall'azzurrità, e tu guardi la mia mondiera voce, si canta d'ora ma non può cantare. Venga chi mi aspetta e forse se sta andando ad aspettare. Sto che tu sei da sti cancelli e tu sei prigioniero come me, ma non posso così. Un solo cielo e mare attorno a te, e vola un cielo mare, e vola un cielo mare, giocare un sogno libero, e non vale. Grazie. Allora, grazie bravo, perché... Bravo. Grazie perché io poi mi alimento, devo dire la verità, attraverso gli artisti e da solo sono veramente molto poco. Allora, Lino Tozzi che da lunedì entra a far parte del cast, Gino Da Vinci torna lunedì perché il venerdì è di riposo e anche perché Fabrizio Ferri ha un talento talmente grande che due talenti insieme non ci starebbero, ecco, nella stessa stanzetta. Quando so io lunedì c'è anche Gino Da Vinci. Certo che c'è, certo. Guardi, il lunedì venga proprio pappiato. Certo. Bravo. E come sempre, sì. Basta, hai finito? Adesso mi vuoi rovinare anche saluti? Vuoi dire qualche altra cosa? Dilla adesso, dillo, così, hai capito? Dillo a parole tue. Da martedì non ci sarò. Ma non dire stronzate, sì. Benissimo. Ma dove vai? Ma vatti a fare una passione. Dove vai? Dove vai? Se vai? Allora, se fischetto non ce l'ha. Grazie a Sergio, grazie a Consuelo, grazie a Nicola Turco, grazie a tutti gli editori che ci mandano in onda, grazie alla regia, grazie a tutti, grazie a Caradonna che insomma tra pochissimo vedrete sui nostri canali. Sì, ma Caradonna non sta più di là, cioè non si fa più. Allora, non lo so. Non lo so. No, perché se non si fa, a me mi dispiace assai. Io non lo so a che ora passa sto pullman, è inutile che mi chiedi sempre la stessa cosa. No, ma non sono io, è il popolo che te lo chiede. È il popolo che te lo chiede. Quale popolo? Io faccio parte del popolo, no? Ho capito. Io non sono un cittadino italiano. Ah, tu sei un cittadino? Anche Gino, tu sei un cittadino italiano. Scusami Lino, ma Renzi ti conosce a te? Renzi chiamo. Come chi è? Il Presidente del Consiglio? Ma sinceramente io non seguo più la politica da molti anni. Quindi non sai che Renzi adesso è il Presidente del Consiglio? Sì, lo so, ma come si è tanti a stessa non è che cambia molto. Sai che Renzi è molto più giovane di noi, ha 38 anni, 37-38 anni. Comunque è uno abbastanza intelligente perché ha capito come fare a prendersi i soldi senza fare niente. Diciamo mi sarà vita ancora non mi ha capito. Allora,
Adesso chiudiamo questa giornata con una grande... Non voglio dire una cosa, però quando dico qualcosa mi devi rispondere, perché altrimenti pare che avete mi fai parlare solo a me se dico... Se non ti, a me ne fa cagare i chissà ogni tanto per fare... Ok, buonasera, grazie. Ciao a tutti, buonasera.